Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Come sempre staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti di questa giornata di domenica 27 di agosto. Una giornata che si apre purtroppo con una notizia di cronaca che ci arriva dal veneziano. Si tratta della notizia dell'annegamento di un bambino di appena 7 anni, morto nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Sottomarina, mentre si trovava appunto in vacanza con i genitori. La famiglia è originaria del Ghana. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e sarebbe stato travolto dalle onde. I genitori, la famiglia l'hanno cercato a lungo sulla spiaggia fino a quando non è stato avvistato senza vita vicino alla riva sott'acqua. Sul posto è intervenuto subito il personale di salvataggio ed il SUEM con l'elisoccorso. I sanitari però purtroppo non hanno potuto che constatare la morte del piccolo. Sull'accaduto ora indaga la Capitaneria di Porto di Chioggia e sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che in un post ha scritto: una tragedia immane che macchia purtroppo questa splendida estate. Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia, continua il sindaco, le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento, dice Armelao, ci sia solo il silenzio come atto d'amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato anche ai bagnini che quest'anno e non solo si sono sempre distinti e prodigati nel salvataggio di vite. Un grazie anche al personale del 118 giunto appunto, come dicevamo, con l'elicottero sul posto. Con la cronaca ora ci spostiamo in provincia di Treviso, a Cimadolmo, dove è caccia ai banditi accusati della razzia in pieno giorno nella villa di un noto imprenditore. I ladri sono scappati con la cassaforte sradicata dal muro. Ce l'aspettavamo, prima o poi sarebbero arrivati. È così che commenta la famiglia Dal Santo, imprenditori dolciari noti nella zona, dopo il furto nella loro abitazione a San Michele di Piave, frazione del comune di Cimadolmo. Sarebbero almeno 3 i banditi a volto coperto che in pieno giorno avrebbero scavalcato il recinto, intrufolandosi in casa, sicuri dell'assenza dei proprietari. L'obiettivo era chiaro: la cassaforte di famiglia completamente sradicata e caricata su un'auto parcheggiata in via Don Bosco, lì a 2 passi dalla chiesa. Sono fatti gravissimi, capisco i problemi che hanno creato sia la famiglia, che giustamente è stata turbata da questo gesto davvero impressionante, che era da una vita che non succedeva a Cimadolmo da quasi 12 anni. Sono scappati aprendosi il cancelletto, racconta la famiglia Dal Santo. Cassaforte, gioielli di famiglia, oggetti personali. Caricato il bottino in auto, i malviventi sono fuggiti sotto gli occhi di alcuni testimoni, imboccando poi la direzione San Donà. Sempre secondo alcune testimonianze, i malviventi a bordo di una Maserati sarebbero stati rintracciati nella zona di Noventa, a volto coperto anche durante la fuga. Indagano i carabinieri di Conegliano, al Setaccio, le immagini di videosorveglianza del territorio. Abbiamo anche un impianto di videosorveglianza che è uno dei primi e quindi è funzionale, e di là riusciremo a risalire tramite la forza dell'ordine a come sono stati fatti gli eventi e questi personaggi che in realtà sono intervenuti. Un detenuto nella casa circondariale di Padova di 38 anni, cittadino tunisino, ha danneggiato gravemente 7 celle dell'istituto dove è detenuto, lasciate aperte per consentire una certa libertà di movimento ai reclusi. L'episodio è avvenuto venerdì, ma si è appresa la notizia soltanto oggi, pubblicata dal Mattino di Padova. L'uomo sta scontando una condanna non definitiva a 5 anni ed 1 mese di carcere per tentato
tentato omicidio nei confronti di una coppia. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo entrato nelle celle ha sradicato e rotto i televisori appesi ai muri, ha colpito con una staffa il vetro blindato della postazione di servizio degli agenti di custodia ed altri oggetti, provocando un danno di oltre 2.000 euro. Arrestato dalla polizia penitenziaria, è stato denunciato per danneggiamento aggravato dal sostituto procuratore Roberti, che ne ha chiesto la convalida dell'arresto e il divieto di dimora a Padova. Il GIP Beatrice Bergamasco ha convalidato il provvedimento restrittivo ma non ha concesso la misura cautelare. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria valuterà se mantenere la sua permanenza nel carcere padovano. Ed ancora nel trevigiano, sconcerto per la morte di un anziano ieri deceduto mentre andava in farmacia con la sua carrozzina elettrica, un malore probabilmente all'origine della caduta. Stava percorrendo l'argine che costeggia la strada principale che dal centro di Sant'Andrea di Barbarana, dove viveva, porta alla farmacia a bordo della sua carrozzina elettrica quando, probabilmente colto da un malore, ha perso il controllo ed è caduto sulla strada. Ha perso la vita così Cesare Trevisan, 73 anni, Cesarino, come era conosciuto in paese. Un'altezza elevata, un impatto troppo forte per l'anziano morto sul colpo. Tempestivo l'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso, ma per Cesare Trevisan non c'è stato nulla da fare. Ancora scossi alcuni passanti residenti di Fagarè della Battaglia e di San Biagio, che si sono fermati lungo la strada poco dopo l'incidente. Con sto caldo qua, lui è senz'altro che non un malore, perché per solito lui cammina, insomma, si arrangia. L'ho visto qua per terra e l'ho conosciuto subito, che era un amico di famiglia. E basta, come che è successo le robe non lo so, come che è successo. Il signore è conosciuto nella zona, mi diceva? Sì, è conosciuto la zona qua bene e tutto quanto, perché suo fratello è in Svizzera, che ogni tanto suo fratello viene sempre qua giù. Un signore riservato, non aveva famiglia ma abitava con il fratello quando questo tornava qualche giorno da Zurigo, dove abita. Da poco erano tornati in Svizzera i nipoti, venuti qualche giorno nel Trevigiano. Ennesima tragedia della montagna, un'escursionista tedesca di 55 anni ha perso la vita precipitando per circa 200 metri dalla ferrata Bepi Martini al campanile di Colesei in Val Comelico, ferrata che stava percorrendo assieme al marito. L'allarme è scattato ieri nella tarda mattinata. Sul posto è volato l'elicottero di Pieve di Cadore che ha individuato il luogo dove si trovava il corpo senza vita della donna, sotto la parete in un canalone su cui passa il sentiero che sale dal rifugio Lunelli verso l'attacco della ferrata. Sbarcati con un vericello, il tecnico di elisoccorso e il medico purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il marito, che ha assistito all'incidente, ha riferito che la moglie, perfettamente attrezzata al momento della caduta, era slegata dal cavo e si era staccato l'appiglio al quale era aggrappata. C'è da segnalare un altro evento di questa estate caratterizzata da tanti bagordi nelle località di vacanza. Arriva da Jesolo ed è quella che vede protagonisti due giovani trevigiani che ieri sera nell'area di Piazza Mazzini, in particolare nella ZTL di Via dei Mille, sono stati intercettati dalla polizia locale impegnata nei controlli, che peraltro erano stati più volte richiesti anche dai residenti a causa dei continui rumori. Ebbene, i due giovani a bordo di due potenti auto erano appunto fermi nella ZTL e sgasavano e acceleravano, provocando disturbo e rumore. Per questa ragione le due auto sono state portate fuori appunto dalla zona pedonale, mentre i due
giovani sono stati sanzionati con ritiro della carta di circolazione per scarichi modificati. Uno dei due veicoli è stato inviato a revisione straordinaria. Ad entrambi sono state applicate sanzioni per rumori molesti e transito in ZTL. Ed ora torniamo a parlare del maltempo in arrivo. Dopo lunghe giornate di caldo torrido è atteso per la serata di oggi l'arrivo di una perturbazione. Scatta quindi l'allerta meteo della protezione civile regionale. Allerta gialla dalla serata di oggi alle prime ore di martedì per condizioni di tempo da instabile a perturbato, con probabili rovesci e temporali che localmente potranno essere anche di forte intensità, con piogge molto forti, locali grandinate, raffiche di vento a partire dalle zone montane ed in successiva estensione anche alla pianura, soprattutto nella giornata di lunedì. I quantitativi di precipitazione potranno risultare complessivamente consistenti, c'è il rischio quindi di locali allagamenti per tutta la regione. Lo scenario sarà quindi caratterizzato da fenomeni intensi ed in rapida evoluzione. Naturalmente vi aggiorneremo su questa allerta. Oggi pomeriggio difatti ci sarà il nuovo bollettino dell'ARPAV, e proprio per parlare di questi mutamenti climatici con appunto eventi così estremi di caldo da un lato, di violente precipitazioni dall'altro, andiamo ora sulla Marmolada, dove c'è Fabio Fioravanzi con il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin. Grazie per la linea, siamo sulla terrazza panoramica della Marmolada con il sindaco di Roccapietore, il comune a cui almeno in parte appartiene questa montagna meravigliosa, di cui però ci si preoccupa per questo clima, per queste temperature che sono sicuramente anomale. Ma si sente, siamo a 3.300 metri e la temperatura è calda sostanzialmente, basta un cutaway per coprirsi in maniera quasi come avveniva prima giù alla Malgacciapella. Per fare un esempio, che qui ci sono vari tratti funivia per salire, ma in quello precedente la gente si faceva le foto, i selfie, ho visto ragazze, canottiere e pantaloncini corti. Sì, e siamo già a 3.000 metri, qui siamo a 3.300, la temperatura è ovviamente cambiata e non ce lo... Bello, la diretta, ci passano davanti, chiediamo scusa ma la signora non ci ha visto, non importa, è la diretta. Non lo possiamo nascondere. Quello che soffre ed è molto visibile è chiaramente il ghiacciaio. Io ricordo da bambino si sciava qua, e io ci ho sciato in estate, adesso da tanti anni ormai non è più possibile farlo, ma adesso siamo proprio alla fine. Ghiacciaio che sta scomparendo. Io credo che se il trend continua così, nel giro di, a mio parere, 15 anni non c'è nemmeno più il ghiacciaio. La montagna rimarrà sempre la regina perché è la più alta, perché è la più possente, però indubbiamente senza ghiacciaio la Marmolada perde un grandissimo valore. Ecco, per chi il ghiacciaio appunto l'ha vissuto tutta la vita, vederlo così, qual è l'emozione, qual è il sentimento? Ma io ho parlato prima con gli alpini del gruppo qua di Rocca, gente della valle allora, che l'hanno vissuto in altre situazioni, e per noi, a noi davvero fa male, piange il cuore. E questa è una situazione che però abbiamo visto cambiare progressivamente, e peggio è ancora per il turista che di colpo viene magari dopo 20 anni e lo vede completamente cambiato. Non si riconosce nemmeno più adesso la Marmolada. Questo è un dato di fatto, insomma. Noi eravamo venuti qui il primo giorno di riapertura degli impianti sciistici e c'era gente già il primo giorno da tutto il mondo. Siamo in estate, come risponde il pubblico, il turista all'estate in Marmolada? Ma la Marmolada è sempre meta di tutto il turismo italiano, europeo e anche straniero. Io credo mi ricordo alla riapertura degli israeliani, mi ricordo ce n'erano tantissimi.
quando vengono in Dolomiti la Marmolada è meta, quindi è la montagna più alta. Siamo sulla terrazza più alta, attorno abbiamo tutte le montagne, si parte dalle Palle di San Martino, Sassolungo, Gruppo El Sella, le montagne di Sopracortina, il Pelmo, il Civetta, l'Antelao, qui le vediamo davvero tutte. In un momento di sereno veramente totale si riesce a vedere praticamente tutta la provincia di Belluno, e c'è chi dice che in un momento di limpido si riesca a vedere anche Venezia. Quindi chi è che si perde questa occasione di vivere un momento così importante? Credo Stefano Bozzi, che sta facendo le riprese, credo vi abbia fatto vedere proprio degli scorci di questa splendida terrazza dove veramente si vede il mondo, potrei dire. Sì, adesso siamo alle spalle, abbiamo la Punta Penia, che è la cima della Marmolada, sotto di noi c'è la Parete Sud che è uno dei paretoni più meravigliosi delle Dolomiti, si contende con il Civetta e con altre pareti il primato. Io credo che il turista, ripeto, non debba perdersi questa grande occasione. Rocca Pietore ha un valore aggiunto alla propria offerta turistica, che è questa grande funivia che in 3 tronconi sale su in maniera molto veloce fino ai 3.300 metri, partendo dai 1.450 della Malgacciapela, quindi è davvero il nostro fiore all'occhiello turistico. Dagli anni 60 in poi è e rimane il nostro fiore all'occhiello. Parlando però di Marmolada, purtroppo non ci si può dimenticare quello che è accaduto. È diverso il modo adesso di vivere il ghiacciaio? C'è un'attenzione diversa, un monitoraggio diverso, una prudenza diversa? Ma io credo che la temperatura ci richieda particolare attenzione, cioè il sentire questa temperatura così calda per essere a 3.300 metri induce ad avere più rispetto per il ghiacciaio, per quello che rimane del ghiacciaio, che nonostante sia più piccolo diventa più pericoloso e insidioso. Al di là dell'evento che è successo lo scorso anno, che ritengo essere stata una cosa assolutamente imprevedibile, c'era questa sporgenza di ghiacciaio che noi conoscevamo come la calotta, era una sorta di protuberanza del ghiacciaio che a un certo punto ha ceduto, ha franato e sotto purtroppo c'erano gli alpinisti. Quindi attenzione soprattutto a dove si va, a come si va, a quanto si è equipaggiati e guardare bene le previsioni e il tempo. C'è sempre più gente che si avventura sulle montagne inadeguatamente equipaggiati, c'è chi si avventura sul ghiacciaio addirittura con le scarpette basse, con le scarpe da ginnastica. Queste cose non dovrebbero più succedere nel 2023. Abbiamo tutti gli strumenti digitali per capire anche le previsioni del tempo, per capire anche la posizione dove ci si trova, eccetera, e non deve più succedere che uno si avventuri così come succedeva magari negli anni '80, quando non c'erano questi strumenti. Adesso io credo che la consapevolezza della pericolosità della montagna dovrebbe essere più grande e sicuramente bisogna stare più attenti. Grazie al sindaco di Rocca Pietore, grazie allo studio per averci dato la linea che io e Stefano restituiamo. Grazie allora per questo collegamento dalla Marmolada. Dalla Marmolada scendiamo in Pedemontana, andiamo a Cison di Valmarino, dove abbiamo in collegamento il nostro Lucio Zanato, perché è in corso il 52esimo raduno degli alpini trevigiani al Bosco delle Pennemozze. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, in diretta dal Bosco delle Pennemozze a Cison di Valmarino, che già per questo è un evento, perché i segnali telefonici, i segnali per i nostri ponti non è così scontato che arrivino fin qua, quindi onore ancora una volta non solo all'impiantistica ma anche agli alpini che rendono possibile questo tipo di collegamento. Siamo qui per la 52esima volta per ricordare questo bosco, ma per ricordare le Pennemozze, cioè chi è andato avanti, chi ha sacrificato la propria vita per noi, per la nostra democrazia. Questo è stato un po' il tema di questo 52esimo appuntamento. Marco Piovesan, che oltre che essere presidente della sezione degli alpini di Treviso è anche presidente praticamente della gestione di questo bosco particolare. Perché trovarsi qui ogni anno l'ultima domenica di agosto?
per ricordare e per onorare questi nostri trevigiani che durante le grandi guerre e non solo hanno dato la loro propria vita per noi. Alla fine noi possiamo essere qui anche grazie a loro. È un doveroso e un obbligatorio per noi come associazione di essere qui a ricordare ogni anno. Ecco, mentre noi vediamo le immagini all'inizio della cerimonia, devo dire che c'è stata una vibrazione a un certo punto quando c'è stato l'inno del Piave, che forse è quello che noi sentiamo maggiormente. Sicuramente l'inno del Piave è l'inno del ricordo, quindi è l'inno nazionale per ricordare i nostri caduti e sicuramente oggi ha avuto un valore simbolico molto più profondo. Ecco, altro momento particolare, Signore delle Cime, al termine della Santa Messa, un momento veramente di commozione per le Penne Nere e non solo. Come ha detto Don Paolo Madogoga, che Signore delle Cime è una preghiera a ricordo di un amico e noi come associazione, come alpini, noi guardiamo sempre davanti agli altri, dare sempre la mano a un prossimo, quindi ai nostri amici e a tutti quanti che hanno bisogno. Quindi quella preghiera è dare l'ultimo aiuto a colui che ha vissuto assieme a noi una vita e lo diamo in mano al Signore e quindi per noi questo è proprio un profondo colloquio. Quindi gli altri prima di noi, che è un po' il tema anche dei campi scuola, Francesco Introvigne, è la testimonianza degli alpini che danno alle giovani generazioni? Certo, sì, quest'anno abbiamo realizzato a livello nazionale 12 campi scuola, accurati alla sede nazionale, dove noi trasmettiamo ai giovani, parliamo tra l'altro di cittadini che vanno dai 16 ai 25 anni, quindi molto sensibili anche a questo tipo di esperienze. Noi vogliamo trasmettere i nostri valori perpetuati nel tempo, soprattutto anche il senso dell'appartenenza, il senso di patria, come ha ben ricordato oggi l'oratore ufficiale, Monsignor Bruno Fasani. Quindi un termine che non deve essere desueto, andare nel dimenticatoio. Patria è il senso di appartenenza, è il senso di essere popolo, nazione su un territorio. Ecco, questo è il messaggio forte che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Sappiamo che i giovani sono aperti, disponibili, noi cerchiamo di offrire loro gli strumenti e loro assolutamente vivono questa esperienza, cercano di ripeterla anche, vorremmo allargarla il più possibile. Ecco, lei ha citato Don Bruno Fasani, lui è stato senza peli sulla lingua quando ha parlato di Dio, patria e famiglia. Certo, perché sono quegli argomenti che oggi vengono accantonati, messi nel dimenticatoio, perché i valori che oggi prevalgono sono altri. Si trasmettono anche e soprattutto attraverso i social, attraverso i media e non tutto va a buon fine, anzi sono strumenti tremendi di guerra per i valori dell'umanità. Ecco, quindi richiamarsi ai valori alpini, soprattutto per le giovani generazioni, quasi come un punto di riferimento in una confusione generale. Beh sì, anche Don Bruno ha anche fatto riferimento proprio anche al sistema oggi di vivere la piazza, no? Di viverla nel senso o della protesta o della rivoluzione, ma noi dobbiamo riproporci sulle nostre piazze proprio perché la storia che noi proponiamo, che rappresentiamo e che vogliamo anche tramandare al futuro è quella della pace, delle libertà, del progresso, del rispetto reciproco a prescindere dal colore della pelle o dall'appartenenza e soprattutto vogliamo rifugire le guerre. Ecco, per ultimo invece parliamo con il responsabile dell'ASPEM, cioè dell'Associazione delle Penne Nere, Presidente Milan. Il rapporto giovani e questo territorio, questo ambiente, qui il ricordo, le giovani generazioni, il futuro. Qual è il punto di collegamento? Diceva giustamente Francesco che in pratica questo è il luogo dove si tramanda il ricordo, si tramanda la memoria e diciamo che il compito unico che ha l'ASPEM, che lavora proprio in questo campo morale, è portare avanti la memoria e il ricordo. Per noi lo si fa solamente attraverso le nuove generazioni, quindi cercando di coinvolgere le scuole che fortunatamente rispondono per portarle su un luogo che sì, non è stato diciamo teatro di battaglie, ma comunque custodisce a suo modo la memoria delle persone. Allora diciamo l'invito per chi ci sta ascoltando, per chi ci sta vedendo, magari di venire a farsi un giro, una passeggiata nel silenzio, nella riflessione in questo bosco che è unico nel suo genere. Dicevi giustamente, questo è un luogo che porta alla riflessione. L'importante è che uno lo frequenti perché non venga da semplice visitatore. E questo lo riscontriamo soprattutto attraverso i ragazzi ai quali raccomandiamo cioè di fare in modo che questa loro non la trasformino solamente in una gita scolastica, ma una volta rientrati a casa, rientrati nelle proprie scuole, magari anche a distanza di tempo, ma comunque mettono
rimettono in moto quel meccanismo che fa sì che almeno in parte questi ricordi che il bosco trasmette riescano a portarli avanti. Grazie. Per ultimo, Marta, se mi dai ancora un minuto, prossimi appuntamenti delle Penne Nere trevigiane non? Qua abbiamo la prossima settimana su il Monte Tomba, la sezione di Bassana alla sua cerimonia, quindi poi avremo i nostri normali anniversari di vari gruppi. Abbiamo le sezionali di Vittorio Veneto il 10 di settembre e quella di Conegliano, Vaddobiane stavolta, ce l'hai ad ottobre, il 15 ottobre. Quindi insomma, diciamo un calendario pieno, perché le Penne Nere sono sempre presenti sia nel ricordo sia nell'operatività, perché ricordiamo che la Protezione Civile va avanti gran parte grazie all'opera degli alpini. Se non hai domande, Marta, io ti restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie per questo collegamento dal Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino, grazie a te e ai tuoi ospiti, agli alpini che come sempre ci accolgono con grande affetto. Noi ora proseguiamo parlando di migranti, se ne è accennato proprio oggi anche al Bosco delle Penne Mozze, come avete sentito, perché stanno per arrivare in Veneto altri 150 migranti. Sono moltissimi gli arrivi in queste ultime ore a Lampedusa, che ormai è completamente satura. Intanto cresce la polemica nei territori. A Feriole di Selvazzano, siamo in provincia di Padova e dovremo avere appunto il servizio che ci hanno mandato i nostri colleghi, è stata avviata la raccolta firme per dire no all'accoglienza nei mini hub. Sentiamo. Ancora non è chiaro quanti profughi arriveranno a Padova nelle prossime ore, ma la macchina organizzativa per allestire la palestra dell'Istituto Superiore San Benedetto da Norcia in via Cave a Brusegana è già partita per posizionare brandine e tutto l'occorrente per accogliere i migranti che dovrebbero arrivare in pullman dalla Sicilia dopo aver fatto tappa a Marghera. Intanto a Selvazzano Dentro, a pochi metri dalla palestra comunale di Feriole, dove da lunedì sono ospitati 33 profughi, questa mattina è stato allestito un gazebo per la raccolta firme per dire no a questo tipo di accoglienza, ovvero all'accoglienza in mini hub. Non siamo contro l'accoglienza, ma il sito che è stato individuato. In questa occasione sostanzialmente il commissario si è dato da fare, perché paradossalmente noi siamo un comune commissariato, quindi non c'è un sindaco che possa rapportarsi con il prefetto per individuare altri siti. Il commissario ha individuato questo posto che ha delle problematiche legate a quello che è una recinzione e una palestra che è priva di condizionamento d'aria. Il comitato contesta la scelta del luogo per l'accoglienza, ritenuto non idoneo non solo per le condizioni difficili visto il gran caldo, ma anche perché è situato proprio di fianco ad un asilo nido. Dimostrare la nostra preoccupazione appunto per un sito inadeguato, che prima di tutto fa soffrire chi è arrivato prima ancora che noi, perché questa è la cosa che a un certo momento bisogna anche tenere presente. Il luogo inadeguato in una struttura che è una palestra, vicino a un asilo nido che tra poco dovrebbe cominciare le attività appunto di tipo scolastico e ricreativo, e in una frazione che è tra l'altro la più piccola del comune di Selvazzano. Le firme raccolte verranno inviate poi alla prefettura con un documento per richiedere che il tempo massimo di permanenza dei profughi nella palestra comunale di Feriole sia di 3 settimane a partire dalla data del loro arrivo, ovvero il 21 agosto, e che venga smantellato per l'inizio dell'anno scolastico. E sul tema dell'accoglienza ha parlato l'onorevole Elisabetta Gardini, che assieme ad altri esponenti di Fratelli d'Italia era a Padova per il tour del partito per spiegare l'azione del governo. Sentiamo. Nel nostro paese devono rimanere solo i profughi aventi diritto. Il governo di Giorgia Meloni sta lavorando affinché il tema dell'accoglienza non debba avere impatto nei territori. A spiegarlo l'onorevole padovana di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, in città per il tour del partito per raccontare le azioni di governo a 10 mesi dalla formazione dell'esecutivo di centrodestra guida Meloni. Bisogna avere la pazienza di perseguire quelli che da sempre sono gli obiettivi, perché quando tutti ci dicono avevate detto il blocco navale è esattamente quello che stiamo facendo, perché blocco navale non vuol dire mettere le navi a fare una barriera, vuol dire non far partire le navi dall'altra sponda del Mediterraneo. Per fare questo ci vogliono gli accordi con i paesi terzi di transito e di provenienza
provenienza, abbiamo visto quanto attiva è Giorgia Meloni su questo, nel instaurare relazioni e accordi con gli altri paesi, e l'impegno dell'Europa, che però la pensa come noi. Fratelli d'Italia spinge per un modello di accoglienza diffusa nonostante le resistenze dei primi cittadini leghisti. L'accoglienza diffusa deve attenere principalmente alle persone che hanno diritto allo status di rifugiati. Le altre persone devono essere ricollocate nei loro paesi. A Padova anche i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che chiedono una commissione sanitaria nelle palestre attrezzate per l'accoglienza. Ho convocato una commissione proprio affinché si salvaguardi anche l'aspetto igienico-sanitario al netto dell'ordine pubblico, che va sempre comunque gestito e controllato, però credo anche per rincuorare le famiglie dei nostri giovani che si attendono, insomma, che le nostre scuole siano anche sanificate e attrezzate affinché i nostri alunni, i nostri giovani possano trovare le loro scuole in ordine. Fratelli d'Italia con questo tour delle province si sta preparando anche alle prossime amministrative nel Padovano. Come rappresentanti del comune capoluogo noi comunque cominciamo oggi una lunga rincorsa alle amministrative che si terranno da qui a 9 mesi in più di 50 comuni della nostra provincia e per le quali Fratelli d'Italia dovrà impegnarsi in prima persona per consegnare alla guida di esponenti del centrodestra il maggior numero di comuni possibili. E per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, un problema che sta emergendo in maniera drammatica in queste ultime ore è quello dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Anche il sindaco di Vicenza, Possamai, chiede al governo adeguate risorse. Uno dei grandi problemi è quello dei minori non accompagnati, perché il loro costo, il sostentamento di fatto ricade nelle casse, sulle casse dei comuni che evidentemente non ce la fanno. Quindi anche su questo mi unisco all'appello di tanti sindaci che l'hanno detto in questi giorni. Serve da parte del governo, dello Stato, un finanziamento straordinario e che si prenda in carico i minori non accompagnati, perché le casse dei comuni non ce la fanno. Il tema dei minori stranieri non accompagnati resta al centro dell'impegno dei comuni che sono deputati a garantirne la tutela. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 12.200 i minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. La stessa ANCE ha intrapreso una serie di iniziative per consentire ai territori di offrire adeguata protezione a tutti i minori con le necessarie risorse e strumenti idonei. Le ricadute sul territorio e le problematiche conseguenti sia sul piano logistico che economico sono in programma nell'incontro al Ministero di giovedì prossimo 1 settembre tra le istituzioni e il commissario all'emergenza migranti Valerio Valenti. Verranno discussi adeguati correttivi nell'accesso ai servizi ora previsti dal decreto Cutro, come l'ampliamento dei posti della rete SAI per i minori stranieri non accompagnati, attualmente limitata a 6.200 posti. È chiaro che in questo momento sul fronte dell'immigrazione il governo deve fare un passo avanti, perché gli sbarchi sono triplicati sul territorio, i comuni e le prefetture stanno facendo una grandissima fatica a gestire la pressione dei flussi. Noi abbiamo sicuramente bisogno di un'immigrazione regolata, ordinata. Le nostre imprese hanno bisogno di lavoratori, ma bisogna che questo flusso sia gestito, non può essere casuale, non può essere nelle condizioni che stiamo vedendo in queste settimane. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi, linea alla regia. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo al momento del nostro primo approfondimento di oggi. Abbiamo qui con noi, e lo ringrazio, Giorgio Pravan, direttore dell'ISRA di Treviso. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti. Ecco, il tema è un tema particolarmente delicato e particolarmente di interesse anche per tante persone che ci stanno seguendo da casa, ed è quello dell'assistenza agli anziani, una situazione che sta diventando sempre più difficile. L'Unione regionale delle case di riposo continua a lanciare allarmi, diciamo, per una situazione sempre più complessa e difficile. L'ultimo, quello dell'altro giorno, del presidente Roberto Volpe, che ha chiesto
alla Regione del Veneto uno stanziamento di altri 100 milioni nel bilancio regionale appunto prossimo del 2024 a favore appunto delle case di riposo che sono veramente allo stremo. La situazione per quanto riguarda Treviso, diciamo, com'è? Beh, è proporzionale a quella che ha insomma già ampiamente illustrato il Presidente Volpe, che ha fatto un quadro dettagliato della situazione che si presenta particolarmente drammatica. Sentivo prima che parlavate dell'immigrazione, ecco, immigrazione e invecchiamento della popolazione da 10 anni sono il problema centrale dell'assetto sociale ed economico del nostro Paese. Treviso siamo presi, come dire, in via proporzionale, vale a dire che noi abbiamo, da un punto di vista degli anziani, sono più compromessi, più soli e più tanti, non si dice in italiano, ma insomma per dare il senso proprio che abbiamo anziani da ogni parte, abbiamo migliaia di persone in attesa di entrare nelle strutture. Io credo che quello che non ha fatto il PNRR da un punto di vista delle scelte dovrà farlo lo Stato e la Regione, perché in verità è stata una politica cieca quello di non andare a investire, diciamo così, in strutture territoriali e residenziali per quanto riguarda la grande rivoluzione del PNRR. È stata davvero una cecità di carattere politico che non possono essere, una cecità che non può essere fatta pagare all'anziano e alle loro famiglie. Abbiamo persone allo stremo. Guarda, le tre caratteristiche sono: gli anziani sono tantissimi, migliaia di anziani che telefonano nelle strutture per essere ricoverati, i loro familiari ovviamente, da una parte. Sono molto più compromessi perché l'età media è molto più avanzata e soprattutto sono soli. Si stima che nella provincia di Treviso gli anziani sono 80.000 persone, anziani soli. Proviamo a immaginare che cosa vuol dire. Quanti gli abitanti della città capoluogo. Certo. Proviamo a pensare solo per un momento, visto che non sono più le famiglie, i figli non abitano con i genitori, e quindi proviamo a pensare a 80.000 anziani nella provincia di Treviso che hanno 75, 80, 85, 90 e oltre anni. Ovviamente hanno un grande bisogno di aiuto. Nella provincia di Treviso noi abbiamo 5.600 posti letto per la non autosufficienza. Sono sufficienti? No, non sono sufficienti. Certo, noi dobbiamo qualificare e lo stiamo facendo, però abbiamo bisogno davvero di più servizi e strutture a favore della popolazione anziana, abbiamo bisogno di impegnative perché, come dire, non si tratta di avere solo posti letto, si tratta di avere anche un contributo regionale che permette alla famiglia di affrontare queste spese. E si tratta infine di avere i lavoratori, perché anche questo, diciamo, è un grande dramma. Anziani, famiglie e lavoratori sono i tre drammi che fanno un combinato disposto davvero molto difficile da affrontare e che deve essere preso. Siamo già nell'emergenza. Quando Roberto Volpe parla di 100 milioni di euro su un budget che oggi supera i 500 milioni di euro, vuol dire un 20%. Il 20% è una cifra molto elevata, ma questo sta a significare non che si chiede tanto, ma che se non si fa questo sarà davvero il baratro, perché come dire, chi pagherà diciamo, questa situazione che sta diventando ingovernabile. Ecco, lei accennava quindi a tanti punti, diciamo, che sono davvero molto importanti e difficili anche, se vogliamo, da affrontare. Il primo, diceva, quello delle liste d'attesa, delle persone in attesa, un quadro quindi che è radicalmente cambiato rispetto a quello nell'immediato post-Covid, nel senso che ricordiamo, no, come ci fossero addirittura dei posti liberi durante l'emergenza sanitaria, perché magari l'anziano veniva tenuto in casa per timore che potesse in qualche modo contagiarsi. Quindi nel giro di qualche mese ora è radicalmente cambiata la situazione. Sì, ma non è radicalmente cambiata. L'evoluzione demografica lo dice da almeno 15 anni, cioè lo si sa da sempre che non ci sono Covid che fermano una inversione biblica del rapporto tra anziani e giovani nelle società occidentali. Per la prima volta nella storia dell'uomo la piramide, una volta erano tanti bambini e pochi anziani, questa piramide si è completamente rovesciata.
cambiata. Ora abbiamo tanti anziani e pochi bambini, ma lo sapevamo da 15-20 anni che andava così e non ci sarà Covid, non c'è niente, è una evoluzione buona, diciamo così, perché la gente può invecchiare, ma drammatica per il peso dell'assistenza, delle pensioni, della tenuta sociale. Quindi noi ci troviamo con il Covid, in 2 anni si è detto di tutto, le case di riposo, eccetera, lager, prigioni e così via. Oggi noi abbiamo liste di anziani, io ho personalmente famiglie ogni giorno che telefonano al cellulare, dimmi dove, nel sottoscala, da qualche parte, per favore. Non sanno più come fare. Non ce la facciamo più, abbiamo file di persone quasi fosse un sportello per disoccupati. È una cosa drammatica, perché queste persone non sanno più cosa fare. L'altro fronte è che le famiglie economicamente, con la svalutazione anche dell'euro, insomma, e della nostra potere d'acquisto, cercano soluzioni, ma dove le cercano? Sulle badanti, 2/3 in nero, ma le badanti non danno garanzia di qualità, non danno garanzia di tenuta e non danno garanzia nel problema emergente, che è quello legato alle demenze. Allora un anziano allettato a casa lo si può cambiare, gli si può dare la minestrina, si può fare quello che vogliamo, ma se l'anziano è fisicamente sano ma affetto da demenza, che si muove senza sapere dove sta andando e che cosa sta facendo, dove ha comportamenti aggressivi, che cosa fa la famiglia di fronte a questo? Ed è per questo che si rivolgono a noi disperati. C'è un altro fattore combinato che nel nostro caso di Treviso stiamo studiando: abbiamo la riduzione quasi del 50% delle mortalità all'interno delle nostre strutture. Non lo so cosa sia capitato, io so che mediamente all'Istra, che ha 850 posti letto, ci sono 250-270 decessi l'anno. Oggi arrivo a fine anno con una media, diciamo così, ipotizzata di 150-160 persone e quindi si stanno combinando una serie di fattori anche di ricambio, di disponibilità legati all'evoluzione naturale della vita, che sta, diciamo così, portando a un collasso sociale. Dall'altra parte, per chiudere il cerchio, abbiamo il tema degli operatori. Allora c'è una gravissima... Il tema del personale che abbiamo sottolineato tante volte. No? Sì, ma che non ci si venga a dire che è una novità. Mi sono svegliato stamattina, non è così. È da anni che noi... L'ISRA ha, lo dico per l'ennesima volta, 75 infermieri che lavorano, d'accordo, giorno e notte nelle varie sedi che abbiamo. Di 75 infermieri, 66, cioè il 90%, sono signori che vengono da paesi extra Europa, non dell'Europa, non stranieri dell'Europa, diciamo, no? Da extra Europa. E quindi grazie, Sud America soprattutto? Sud America, est, oltre, diciamo così, l'Europa, molti in Sud America e Centro America, qualcuno dall'Africa e qualcuno dalle Indie, per capirci. E allora noi diciamo grazie a questi lavoratori stranieri che vengono da noi per cercare un loro riscatto sociale, perché non vengono da noi per divertirsi, insomma, vengono da noi per mandare i soldi a casa perché sono poveri, d'accordo? Grazie a loro noi riusciamo a dare un servizio ai vecchi anziani del Veneto che hanno fondato l'economia di questo paese. Non so se è una cosa che va proprio bene. Adesso questo fenomeno, dunque il 90% degli infermieri nella nostra struttura, il 100% sono direttori del GRIS, il 100% del GRIS, su 14 infermieri tutti stranieri. Allora non solo questo, gli operatori sociosanitari, che è l'asse portante del lavoro nelle nostre strutture, gli operatori sociosanitari già oggi il 15-18% sono lavoratori stranieri di altri paesi. La prospettiva, visto che poca gente va come dire, a iscriversi, poche persone va a iscriversi ai corsi di formazione, che banalmente costa ancora iscriversi a un corso di formazione per un lavoro che nessuno vuol fare e di cui c'è estrema necessità. Forse qualche riflessione in proposito bisognerà anche fare qualche riflessione, insomma, no? Anche da questo punto di vista gli italiani non vanno a iscriversi ai corsi, addirittura c'è recentemente un decreto, una delibera regionale che dice ma quelli che sono stati bocciati adesso li ripeschiamo.
anche questo in tema di meritocrazia, insomma, no? Adesso non è che tutto vada bene, no? Cosa stiamo facendo? Stiamo grattando il barile, grattiamolo pure perché le circostanze sono così, ma noi dobbiamo impostare nuove politiche. La qualità non viene dalla buona volontà degli operatori sociosanitari, la qualità viene dalle scelte politiche. Quindi ben venga il richiamo del Presidente Volpe sulla necessità fondamentale che ci sia un cambio di regime non solo da un punto di vista economico, che è il primo presupposto, ma anche da un punto di vista della riorganizzazione di questi servizi, che la Regione e lo Stato intervenga laddove il PNR non interviene. Ecco, si era molto parlato anche l'anno scorso, no, di reintroduzione dell'addizionale IRPEF in Veneto per destinare poi questi soldi al sociale. Sì, io non faccio politica, la politica la fanno i politici. Certo è che le conseguenze sono determinate dalla politica. E allora non lo so se il Presidente della Regione abbia voglia o non abbia voglia, eccetera. Qua non si tratta di mettere le mani in tasca degli italiani, insomma qua si tratta di salvare un contesto nei quali gli italiani, anzi direi i veneti che hanno fatto il Veneto, devono avere dei servizi di qualità. Aumento, voglio dire, addizionale IRPEF, tassa di scopo, che ne so, qualsiasi altro strumento, insomma, ciò che è necessario capire una volta per tutte è che i numeri, perché non è che diciamo vorremmo, ci piacerebbe, no? I numeri sono chiari e sono lì di fronte a tutti. L'ISRA organizza il 12 e 13 ottobre un convegno importante, una parte di questo convegno è l'Italia dai numeri e in questo diremo questi sono i numeri, la politica decida cosa fare. Perché poi di fronte a questa situazione, insomma, c'è poco da dire, no? Così stanno le cose e in qualche maniera bisogna risolvere, perché in ballo appunto è il futuro di queste persone, il futuro di tante famiglie che si trovano in estrema difficoltà in questo momento. C'è un articolo l'altro giorno del ministro Schillaci che chiede 4 miliardi di integrazione al Fondo Sanitario Nazionale. E nello stesso articolo si dice che c'è un'inflazione che gioca 15 miliardi sui 130 stanziati per la sanità. Quindi, in verità, il prossimo anno ci troveremo a avere meno 11. No? Se l'inflazione ne mangia 15 e magari in qualche maniera se ne ricavano 4, stiamo lavorando sul meno 11. Con una sanità presa come tutti noi cittadini riscontriamo ogni giorno quando si chiede una visita specialistica o qualcosa. Allora non è colpa dei direttori, è una situazione che deve essere presa in mano e all'interno della sanità il sociosanitario e tutto ciò che è collegato alla patologia cronico-degenerativa legata all'invecchiamento della popolazione è scritto su per i muri, nei giornali, nelle statistiche, negli studi. Questa è la realtà che dobbiamo governare con una famiglia che non c'è più. Il Monsignor Paglia, che su questo ha gravi responsabilità per una ignoranza, diciamo così, di merito e per una pregiudiziale ideologica, pensando che le case di riposo siano dei lager e delle prigioni, ecco, il Monsignor Paglia fa riferimento a famiglie che non ci sono più. 80.000 anziani nella provincia di Treviso non possono fare riferimento alle famiglie, abitano da soli, spesso in case prigione, d'accordo, e spesso in condizioni di marginalità e nelle periferie non vicine ai servizi. Io mi chiedo quale tipo di qualità della vita, no? Noi pensiamo di dover garantire a queste persone e chiederei anche a Monsignor Paglia che se ha delle famiglie in più, diciamo così, da trasferire nella provincia di Treviso, ben venga, perché abbiamo 80.000 persone che vivono in isolamento sociale. Questa è la situazione, è drammatica, siamo qui per dire vogliamo creare una società migliore, non siamo qui per protestare, siamo persone che lavoriamo ogni giorno sul pezzo, d'accordo, per cercare di risolvere... Per rimboccarsi le maniche in qualche modo, insomma, cercare di fronteggiare. Sì, sì, e direi una cosa, guarda, ho
veramente la pelle d'oca. Ieri mi è arrivata una comunicazione da una delle nostre residenze, quella di Santa Bona, dove un signore molto compromesso sognava di vedere la figlia vestita da sposa nel giorno della sua nozze, e ieri è arrivata, il signore è appena arrivato dall'ospedale, sta molto male, ha le cannule, è in una condizione veramente compromessa, e ieri lo abbiamo vestito a festa con il fifì e il fiorellino. È venuta la sposa con il marito e hanno rifatto nella nostra chiesa la cerimonia. Per il papà. E per il papà, che è il papà come dire, alla fine, non voglio dire, ma insomma in una situazione molto molto compromessa, ed era presente tutto il personale, e abbiamo imbandito la chiesa di bianco e di veli, e c'erano tutti che piangevano e tutti che applaudivano, perché poi noi ricordiamo, al di là dei numeri, l'uomo, la donna, la persona è al centro della nostra attenzione. E la persona deve essere al centro, non bisogna mai dimenticarlo. E quindi ad esempio accade. Ieri questo sogno è stato realizzato, dove non solo l'ha vista, ma si è ricelebrato il matrimonio, e i sposi nella nostra chiesa si sono ridati reciproca promessa di fronte al papà. Ed è stata una cosa, ecco, quindi vorrei anche dare questo tipo di comunicazione. Il mondo sta cambiando, le nostre residenze stiamo trasformandole in comunità dove le persone possono vivere bene la loro esistenza. Basta guardarle con le pregiudiziali, altrimenti qualcuno mi dia una soluzione alternativa. Noi quello che riusciamo a fare è questo, però abbiamo bisogno anche degli strumenti. Non possiamo scavare il terreno a mani nude, e non possiamo chiedere, guardate, il lavoro che fanno gli operatori sociosanitari è un lavoro pesante, importante, fatto di turni, di sabato e domenica, ed è un lavoro poco valorizzato sul piano del valore sociale. Dove lavori tu? In casa di riposo? Coi vecchi, no? Poco valorizzato sul piano del valore sociale e poco valorizzato sul piano del valore economico. Dobbiamo dare enfasi, se vogliamo salvare la nostra società, anche sul piano valoriale. Il dio Scheo ci sta portando davvero sul fosso, insomma, non può essere solo questo che determina le nostre scelte. Dobbiamo ritornare a quei valori sociali che hanno caratterizzato non solo la nostra Italia, ma io dico anche il nostro Veneto per tanti anni. Ritorniamo a mettere al centro i valori sociali della persona e proviamo a fare scelte proporzionali anche sul piano degli investimenti economici. Ecco, un'ultima domanda prima di salutarci, che è quella relativa alle spese. Lei ne accennava già prima, no? C'è stata l'inflazione, c'è stato l'aumento, ovviamente questo ha inciso anche su quelle che sono le rette. Avete cercato di tener duro il più possibile, poi alla fine necessariamente gli aumenti sono arrivati anche lì. In che situazione siamo ora? Allora, la prima considerazione che faccio è questa: quando si parla di aumento di rette si parla in modo generalizzato. Io vorrei che le rette sono rette, cioè sono diciamo così, una somma che viene messo a carico dell'anziano e della famiglia per ogni giornata di degenza all'interno delle nostre strutture. Però se qualcuno aumenta di 3 rette bisogna anche fare riferimento da che cifra parte e a quale arriva. L'aumento non è un aumento generalizzato. Per dire, l'ISRA ha una retta media di 57 euro al giorno, d'accordo? Vuol dire che ci sono rette da 52 e ci sono rette da 60-62. A seconda della sistemazione alloggiativa. A seconda della sistemazione. Questo è un dato, no? Se l'ISRA aumenta di 3 euro e va da 64 a 67 o da 63 a 66 e qualcun altro aumenta di 3 euro e passa da 65 a 68, ci sarà una certa differenza. Il valore dell'ente pubblico che io rappresento, dell'IPAB, no? Che noi rappresentiamo, che è la più grande del Veneto, peraltro, lo ricordiamo. È la più grande del Veneto, non la più ricca, ma certamente la più grande per il numero di servizi e il numero di anziani che accoglie e a cui dà risposta. Ecco, se da questo punto di vista noi abbiamo un ruolo che è quella della calmierazione delle rette. Da questo punto di vista è evidente che ogni anno, per dirvi,
Adesso ci sarà l'aumento del contratto di lavoro delle cooperative sociali, vedremo dove lavorano, che cosa succederà. Noi l'abbiamo avuto e ha determinato solo in Isra un aumento di 650.000 euro all'anno di spese. Abbiamo avuto l'aumento delle derrate alimentari. Per fortuna l'energia si è riequilibrata, diciamo, con però un peso che ha avuto, che è stato molto importante, ma ci sono a fianco il 15% non è solo di Schillaci, è anche nostro dell'attività che noi facciamo. L'altra questione è che su 32.000 posti letto che noi abbiamo in Veneto sono solo 25.000 coperti dalle impegnative, gli altri sono posti a libero mercato. Vuol dire che chi è disperato deve chiedere alle strutture di poter entrare a cifre che vanno dai 90 ai 110-120 euro al giorno. Allora mi chiedo quale famiglia può sopportare un peso di 3.000, 3.200, 3.500 euro al mese per l'assistenza di un anziano in una struttura senza impegnativa. Quindi quello che noi chiediamo sono certamente più posti letto, perché ci sono più anziani e più anziani solo e più compromessi. Chiediamo un numero maggiore delle impegnative, cioè che coprino di più. Non possiamo lasciare anziani di serie B che pagano 3.500 euro al mese, mentre gli altri che hanno un male analogo, un problema analogo, pagano 1.800-2.000 euro. È tanta la differenza. E infine aumentare il valore dell'impegnativa. Noi adesso prima avevamo 2 livelli, adesso ne abbiamo uno solo livello a 52 euro al giorno come contributo. L'impegnativa, lo ricordiamo, è il contributo, che viene assegnato dalla regione. A chi, diciamo, entra in una certa graduatoria. Ma quelli che rimangono fuori e che hanno comunque bisogno di essere inseriti nella struttura devono pagare il libero mercato. Ma è un problema pagare 3.500 euro al mese per una famiglia, è un salasso insopportabile. E allora per questo si dice: a cosa servono quei 100.000 euro? Servono a aumentare i posti letto, aumentare le impegnative e aumentare il valore di queste impegnative, perché gli anziani che entrano adesso da noi non sono gli anziani di 10 o 20 anni fa che hanno bisogno della minestrina calda, sono anziani gravemente compromessi sul piano sanitario e gravemente compromessi sul piano dell'aggressività, del comportamento legato alla demenza. Non è colpa loro, è una malattia, ma governare persone affette da demenza con disturbi del comportamento è impossibile nella casa ed è difficile all'interno delle nostre strutture, e quindi abbiamo bisogno che questi nuovi mali, nuovi problemi possano avere un contributo proporzionale. Nessuno chiede di fare i soldi. Sul fare i soldi, attenzione alle grandi campagne dei grandi fondi di investimento, dove lì contano davvero solo i soldi. Questo non sto parlando dei nostri piccoli privati, eccetera, che mettono la faccia al bar dove loro lavorano. Sto parlando dei grandi fondi che, laddove va in difficoltà le IPAB o altre società, entrano i grandi fondi e dopo davvero la politica la fanno loro. Certo, io la ringrazio davvero per essere stato con noi ed averci aiutato a avere un quadro, insomma, di quella che è la situazione nella quale si trovano le case di riposo. Grazie quindi a Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Noi ora ritorniamo a Rocca Pietore, dove c'è Fabio Fioravanzi con il prefetto di Belluno. A te Fabio, buongiorno. Siamo sulla terrazza della Marmolada, grazie per la linea allo studio. Turista d'eccezione, abbiamo con noi uno che arriva, così spieghiamo anche quale può essere l'emozione. Arriva da dove? Il prefetto. Arriva da Napoli, quindi arriva dal mare. Poi avete una bella montagna, per carità. Napoletano solo d'origine, piemontese d'adozione. Per un campano, vedere queste montagne, che effetto fa? È un'emozione straordinaria, si ha proprio l'impressione di essere a contatto col cielo e a contatto con Dio, dinanzi a queste meraviglie, queste rocce dolomitiche che si ergono. C'è un'emozione
pari a quella che si prova nelle località di mare più belle. Il prefetto di Belluno era venuto già l'anno scorso sulla Marmolada, ma quest'anno non è venuto da solo. La persona che è con lei, la moglie, che invece è la prima volta sulla Marmolada, che emozione ha avuto? È rimasta colpita anche lei. Io poi sono appassionato di montagne, quindi le ho sempre raccontato delle vette, dei nomi, della regina delle Dolomiti, del re Antelao, e quindi stavamo ammirando esterefatti queste meraviglie che ci avvicinano veramente ad una spiritualità così attuale in momenti come questi, ancora avversati dalla guerra in Europa, da momenti di criticità. Penso all'emergenza drammatica migranti, e quindi poterci concedere un momento di svago in un luogo così bello veramente fa bene allo spirito. E parlo di emergenze migranti, un problema delle terre alte e bellunese è proprio la spopolazione, la gente che se ne va. Io non sono bellunese e a volte penso che loro, come Stefano invece che ci sta riprendendo, che è un grande amante delle montagne, spesso i bellunesi non si rendono conto, credo, di quanto è bello il posto dove sono nati. Ma no, io credo che i bellunesi siano consapevoli della bellezza. Però i giovani se ne vanno. I giovani se ne vanno perché dobbiamo migliorare l'offerta di servizi, dobbiamo migliorare le infrastrutture. Ecco che tanti finanziamenti in questo periodo, ne parliamo spesso, legati al PNRR, legati ai giochi olimpici invernali, aiuteranno questo territorio nella realizzazione di infrastrutture e di servizi che speriamo possano essere le condizioni perché i giovani, condizioni attrattive, giovani decidano di non andare via. Io mi auguro che i giovani decidano di venire a vivere nelle terre alte così belle, offrendo le loro intelligenze e la loro professionalità. È una sfida. Allora, una cosa importante, in queste terre saranno le Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina. Questa offerta austriaca per la pista da bob al turista prefetto, che effetto fa? No, io sono contrario, nel senso che sono le Olimpiadi italiane Milano-Cortina e condicio sine qua non, lo abbiamo sempre detto, è che a Cortina ci sia la nuova pista da bob sul nuovo tracciato. Ora ci sarà la trattativa privata diretta per la costruzione della pista da bob, senza la quale probabilmente non ci sarebbero stati anche i giochi olimpici a Cortina. Dobbiamo essere contenti e gioire, appassionarci all'idea che la nostra provincia, quindi non soltanto Cortina ma la nostra provincia, entri nelle case di 3 miliardi di persone. Tanti sono gli spettatori che si calcola guarderanno i giochi, moltissimi dei quali, lo voglio ricordare, saranno attratti e negli anni a seguire verranno a sciare a Cortina, verranno a sciare e a frequentare queste terre bellissime. Senta, non più da giornalista a turista, ma da cittadino a prefetto, ma le infrastrutture promesse per le Olimpiadi, preventivate per le Olimpiadi, messe in cantiere, messe nei progetti per le Olimpiadi, ma ne vedremo qualcuna? Siamo arrivati un po' lunghi, questi non possiamo non ammetterlo, ma le 3 varianti, quella di Valle, quella di Tai, quella di San Vito, quelle iniziano ad essere realizzate. Ora vediamo i lavori preparatori, entreranno poi sempre più nel vivo e da cronoprogramma ANAS, che noi monitoriamo, saranno pronte proprio per le Olimpiadi. Con l'augurio e la speranza, e mi auguro la ragione del prefetto di Belluno, grazie per la linea, a voi studio. Ecco, grazie allora per questo secondo collegamento a Fabio Fioravanti con il prefetto di Belluno. Noi ora abbiamo, la vedo e la ringrazio davvero per essere con noi, l'assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti Elisa De Berti. Buongiorno assessora, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie. Allora, parliamo di Via del Mare. Via del Mare che è in questi ultimi giorni al centro di un acceso dibattito politico. Sembra che ormai l'aggiudicazione sia prossima, sia molto vicina. Ora ci spiegherà, diciamo, a che punto siamo di questo iter, ma c'è la contrarietà dei sindaci, soprattutto quelli del tratto trevigiano, della attuale Treviso Mare, penso quindi a Silea, Monastier, a Roncade, mentre favorevoli invece sono quelli a valle dell'infrastruttura, quelli del litorale. Assessore, innanzitutto a che punto siamo nell'iter? Allora, l'aggiudicazione provvisoria è già stata fatta all'inizio dell'anno e l'aggiudicazione definitiva, sostanzialmente siamo alle battute finali. Abbiamo dovuto, a seguito dell'espressione del NUV, fare ulteriori verifiche perché avevano un tempo determinato e abbiamo dovuto ripeterle, ma facciamo i conti che per fine settembre l'aggiudicazione definitiva arriverà in giunta. Da lì sostanzialmente poi si avvierà la procedura per arrivare alla firma della convenzione. Di fatto noi ad oggi non abbiamo ancora fatto incontri con il territorio perché manca un interlocutore. L'interlocutore lo si avrà nel momento in cui verrà firmata la convenzione e quindi con la firma della convenzione si sancirà la volontà da parte di SIS di andare avanti, diciamo la volontà formale di andare avanti sulla realizzazione di questa infrastruttura. La gara è stata fatta sulla scorta di un progetto di fattibilità tecnica economica, progetto preliminare, insomma chiamiamolo un po' come vogliamo, e ci sarà durante la realizzazione, diciamo la stesura del progetto definitivo, sarà quello il momento in cui si aprirà il confronto con i territori. Tenete presente che anch'io sono stata sindaco prima di questa esperienza in regione e condivido le preoccupazioni dei sindaci. Comunque il loro territorio verrà attraversato da questa infrastruttura, da questa superstrada a pedaggio e hanno ovviamente dei timori su quelle che sono le ripercussioni sul loro territorio. Affronteremo il progetto e gli effetti dell'infrastruttura insieme a loro, passo a passo, come è modo nostro di operare. E devo dire che per quanto riguarda anche il monitoraggio dei flussi di traffico ho già dato incarico sia a Veneto Strade, ma già condiviso anche un po' con il territorio, con alcuni sindaci, di fare un monitoraggio di quelli che sono i flussi di traffico ad oggi senza la Via del Mare, in modo da poter avere un confronto una volta che la Via del Mare sarà realizzata con quelle che sono le ripercussioni sulla viabilità, soprattutto la viabilità comunale e provinciale interna ai territori, per poter vedere se la Via del Mare crea un peggioramento, che è la grossa preoccupazione dei sindaci, su quella che è la viabilità interna, oppure non ci sarà nessun cambiamento, in modo da poter eventualmente adottare delle misure di correzione. Ecco, Assessore, un altro punto, diciamo, che sta come dire, preoccupando i sindaci poi è quello del pedaggio che verrebbe, come dire, a gravare sulle spalle dei turisti, dei pendolari del mare, e poi anche sui tanti, pensiamo ai numerosi furgoncini, no? Ai tanti piccoli imprenditori che lavorano soprattutto con il litorale, e quindi l'attuale Treviso Mare la percorrono molto frequentemente, anche più volte al giorno. Sì, allora è sempre una questione di che valore dai al tempo, perché comunque anche i padroncini hanno bisogno di non rimanere in coda, ma di poter avere delle infrastrutture adeguate. La preoccupazione dei sindaci, ho visto qualche polemica un po' strumentale del PD che dice si avrà una pedemontana 2. La Via del Mare non c'entra niente con pedemontana, perché siamo addirittura su due normative completamente diverse. Quando è stata fatta la pedemontana il concessionario aveva la possibilità e la legge gli permetteva di poter avviare i cantieri anche se non aveva
il finanziamento al 100% per realizzare l'opera e completarla, e sappiamo tutti, insomma è inutile dirlo, che è proprio lì che poi la Pedemontana ha rischiato di diventare una grande incompiuta. Sulla Via del Mare non c'è alcun contributo pubblico, la legge è cambiata e quindi il concessionario, per poter avviare i lavori, dovrà avere tutte le risorse per poter realizzare l'opera. Il rischio traffico è a carico del concessionario e anche se non ci fosse il traffico non ci sarà alcuna possibilità che lo scotto ricada sulla regione. Quindi la convenzione che andremo a firmare potrà essere strutturata in base al nuovo codice degli appalti, che dal punto di vista dei project financing come la Via del Mare, dove il concedente è la regione, potrà essere tutelata. Purtroppo questa normativa non c'era quando è stata fatta la Pedemontana, quindi abbiamo visto tutto un altro film in quel caso. Dal punto di vista dei pedaggi parliamo di 2,40 euro per i mezzi leggeri e 4 euro per i mezzi pesanti. Si tratta di 18 km e 6 di infrastruttura e poi ovviamente tutte le correzioni che potranno essere adottate sul progetto definitivo verranno adottate. E sulle esenzioni, Assessore? Allora, le esenzioni, le esenzioni ovviamente anche qui non ci sarà un caso Pedemontana, le esenzioni sono certe proprio perché non c'è un contributo pubblico, la regione non deve intervenire con delle risorse pubbliche, abbiamo 8 comuni che sono esentati per tutto il periodo della concessione, che sono 32 anni, a base di gara erano stati posti i 40 anni, ma il concessionario ha offerto 32 anni, sono gli 8 comuni di Meolo, Roncade, Fossalta, Eraclea, Musile, San Donà, Jesolo e Cavallino. Il concessionario in sede di offerta ha offerto la possibilità dell'esenzione totale dei residenti per i primi 2 anni di esercizio dell'infrastruttura per tutti i cittadini residenti nel comune di Treviso, nel comune di Sileo, nel comune di Monastier e San Biagio di Callalta. Quindi per 2 anni questi, dopo dovranno Questi ovviamente... 4 comuni per 2 anni saranno completamente esenti insieme agli altri comuni completamente esentati, e poi per i 18 km e 6 dovranno pagare i 2 euro, sarebbero 2,40 euro, diciamo. Io ho arrotondato a 2,50 euro, ma perché è aggiornato all'Istat 2022. Ecco, un'ultima domanda, Assessore, poi la lascio andare, la ringrazio insomma per averci concesso questa intervista. Per quanto riguarda la famosa questione del collo di bottiglia della rotonda Frova, perché poi questi 18 km e 7 termineranno appunto alla rotonda Frova, dove già attualmente insomma sappiamo bene quelli che siano i problemi della viabilità, e lì si rischia di creare questo collo di bottiglia con i veicoli diretti a Jesolo, così come anche a tutte le strutture, i campeggi in particolare del Cavallino, che rimangono incolonnati. Allora, va da sé che la realizzazione della Via del Mare deve avere, diciamo, parallelamente anche la realizzazione di quelle infrastrutture o comunque di quegli interventi sulla viabilità che permetteranno alle macchine di non incolonnarsi sostanzialmente nella parte finale della regionale. Diciamo che, faccio una premessa, a coda zero non esiste, però dobbiamo cercare di rendere vivibile anche l'arrivo dei turisti ai cittadini di Jesolo e rendere facile l'accessibilità a Cavallino Tre Porti, sapendo che comunque la situazione è complicata. Abbiamo già aperto un tavolo informale con il sindaco di Jesolo e il sindaco di Cavallino Tre Porti per il monitoraggio dei flussi di traffico, quindi qui non parliamo di Via del Mare, ma ho chiesto ai sindaci la collaborazione per poter fare un'analisi
attenta dei flussi di traffico per poter individuare in maniera corretta quelle che potrebbero essere le soluzioni da adottare. Molto probabilmente non esiste una soluzione, ma saranno diverse soluzioni che dovranno essere messe insieme, e una di queste, ma è anche frutto di uno studio di traffico fatto dal comune di Jesolo, è la bretella che porta a Cortellazzo dalla rotonda Frova, che di fatto sgrava l'ultima parte, l'accesso a Jesolo, del traffico di un po' più del 20%, quindi potrebbe essere utile, ma sicuramente non sarà l'unico intervento. Fatto il monitoraggio dei flussi di traffico, faremo anche lì un'analisi per individuare tutte le soluzioni, ammesso e non concesso che comunque la coda zero non esiste. Grazie, io la ringrazio Assessore e le auguro un buon lavoro. Grazie a Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione e Assessore ai lavori pubblici e trasporti della Regione del Veneto. Un saluto ancora, grazie. Grazie a voi. Ecco, noi ora ritorniamo da Fabio Fioravanti, ci chiede la linea, anzi no, dobbiamo andare in pubblicità prima. Allora, pubblicità, dopo ritorniamo ancora sulla Marmolada. Tra poco, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ritorniamo allora sulla Marmolada, dove c'è Fabio Fioravanti con il questore di Belluno. A te Fabio. Sulla Marmolada incontriamo un altro turista molto particolare, parlo del questore, neoquestore di Belluno, che arriva da Roma. È la prima volta in Marmolada o c'era già venuto? Sii sincero. No, allora c'ero venuto, ma tantissimo tempo fa. Ero piccolo, quindi... Se la ricordava? Ma no, non ricordavo quasi più nulla, ero veramente un bambino piccolo, ci venni con mio padre. Una grande emozione. Ho provato chiaramente a essere qui presente in questo luogo incredibile, di una bellezza struggente, che è stato poi teatro di un avvenimento tragico, ma che spiritualmente ci portiamo ancora dentro, no? come italiani. Quindi ricordare qui, in questo momento, in questo luogo, quei combattimenti terribili, ma che comunque però hanno fondato inevitabilmente, ecco, ripeto, uno spirito di assoluta dedizione. Le chiedo scusa perché lei ricordava, siamo proprio, fra l'altro, per chi non conoscesse la Marmolada, lo dico a Stefano, nel luogo dove c'è proprio il monumento che ricorda la guerra. Se Stefano vuole girarsi, inquadrarlo, proprio dove c'è un cannone, c'è un monumento che ricorda quei momenti drammatici. Adesso il dramma, tra virgolette, è quello ambientalistico, il ghiacciaio che si ritira, che rischia addirittura di scomparire. All'uomo, non al questore, questo che effetto fa? È un grande senso di privazione. Cioè, la sensazione è come se, appunto, io, come credo tutti, ci sentissimo privati di un qualcosa che aveva l'apparenza dell'eternità e che scopriamo non essere così. Tra l'altro, proprio lei insediandosi, raccontando che aveva scelto di venire a vivere in Veneto e di avere una famiglia, bambini piccoli, sono di spalle, possiamo anche fare vedere, lì c'è la famiglia del questore, c'è il passeggino, possiamo farlo vedere, quando non si vede i bambini c'è la moglie del passeggino. Pensare che questi bambini, crescendo, quando avranno la nostra età, forse il ghiaccio sulla Marmolada non lo vedranno più, non ci sarà più. Pensare a loro che non vedranno quello che abbiamo visto noi da bambini. È un fortissimo senso veramente di grandissima tristezza. Io chiaramente non ho gli strumenti tecnici. E il sindaco diceva forse fra 15 anni lui si aspetta di non vedere più il ghiaccio, il sindaco. Ecco, appunto, dico, non ho gli strumenti tecnici, no, per capire quali siano effettivamente le ragioni, no? Anche se poi tutti noi ci siamo fatti più o meno un'idea, ma anche l'idea, no? Che se soltanto in minima parte questo è colpa nostra, diciamo, cioè in qualche modo di tutte le attività più o meno che l'uomo ha portato avanti in questi ultimi anni, beh, questo ci lascia un senso di grandissima tristezza, effettivamente. Visto siamo in montagna, al momento del suo insediamento parliamo della montagna col significato delle Olimpiadi,
sono sempre più vicine. Domanda al questore per salutarci: come sta andando la vita da questore e come vanno i programmi in vista dei grandi appuntamenti che aspettano la provincia di Belluno, la città di Belluno? Ci stiamo organizzando e lavorando quotidianamente. È chiaro che, come ho detto nel momento in cui, se lo ricorderà anche lei, quando mi sono insediato, è un evento che in qualche modo, no, è lì all'orizzonte, un orizzonte che si avvicina sempre di più, per il quale ci stiamo impegnando ogni giorno, perché le cose da fare, da affrontare sono tante, saranno tante, però ecco, ripeto, io sono fiducioso che quando arriverà quel momento saremo pronti per far sì che tutto si svolga veramente nel modo migliore. E allora, ringraziando il questore di Belluno, qui dalla Marmolada, è tutto, lì nello studio. Ecco, noi ora dal fresco della Marmolada torniamo nel caldo delle città. Caldo, l'abbiamo detto più volte, che ormai dovrebbe avere le ore contate, visto che è prevista per oggi, per questa sera, l'arrivo di una perturbazione che dovrebbe portare, oltre al refrigerio, però purtroppo anche temporali forse di forte intensità, con grandinate, vento e precipitazioni abbondanti, tant'è che, appunto, l'abbiamo detto prima, la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla dalla serata di oggi fino a martedì, quindi precipitazioni che interesseranno la nostra regione anche nella giornata di domani. Intanto, in queste ore, in queste giornate di grande caldo, la gente rimasta in città cerca un po' di refrigerio, mangiando un gelato. Siamo andati a vedere. Caldo, tanto caldo. Allora meglio mangiare un gelato? Sì, meglio sì. Sì, ma io lo mangio anche d'inverno, quindi non mi cambia nulla. Lei è un affezionato al gelato? Molto affezionato. Fa molto caldo, miglior cosa è mangiare un gelato. Assolutamente. E lei che gusto ha preso? Io ho preso il cioccolato gambero rosso e frutti di bosco perché è un po' più fresco. Il caldo pare abbia ormai le ore contate, ma nelle città roventi molti cercano un po' di refrigerio mangiando un buon gelato, immancabile piacere dell'estate di trevigiani e turisti, grandi e piccini. La nostra bambina ne ha voluto uno e adesso stava cercando di rubare quello della mamma. Gli affari vanno bene, pure il caldo eccezionale di questi giorni non sempre ha gli effetti che tutti credono sulle vendite di gelati. Non sempre porta a un consumo maggiore di gelato, soprattutto per il fatto che nelle ore pomeridiane le persone non escono, ma comunque già dalle 6-7 di sera vediamo che c'è voglia di mangiare un buon gelato, soprattutto un gelato alla frutta, proprio per contrastare questo caldo. Gelati vanno a ruba verso sera, quando la temperatura un po' si abbassa. Durante il giorno, guardate un po' in giro, c'è pochissima gente che gira, pertanto il troppo caldo non fa bene a nessuno. C'è poi la questione rincari. L'aumento dei costi delle materie prime come dell'energia hanno fatto lievitare il prezzo di coni e coppette. Preferiscono magari mangiare una pallina in meno, ma mangiare un gelato sano e di qualità. Per i gusti, oltre ai classici, vanno per la maggiore i gelati alla frutta, tradizionali o davvero innovativi per palato e salute. La frutta per la maggiore, dal pompelmo rosa, che lo facciamo spremendo i pompelmi, al melone, alla pesca, tutto quello che è fresco. Questo è un gelato particolare, un sorbetto di cetriolo, lime e foglioline di menta. Ma gusto classico, originale, una cosa è certa. È buono il gelato italiano? Sì, lo migliore nel mondo. Dai gelati passiamo alla verdura, passiamo al peperone, prodotto orticolo d'eccellenza del nostro territorio. Ieri è stata inaugurata a Zero Branco la sagra del peperone, 56esima edizione. Vediamo. Immagine del 1980, quando Antenna 3 raccontava così la 13ª edizione della sagra del peperone di Zero Branco. La soddisfazione fra la popolazione è unanime, se ne è fatto interprete con noi il sindaco Lucio Pasqualetto, che ha sottolineato come quest'anno si siano superate le presenze in maniera eccezionale rispetto alle passate edizioni. Sindaco Durighetto, quanto è cambiato il comune di Zero Branco rispetto ai primi anni in cui si faceva la sagra del peperone?
Beh, è un cambiamento, mi viene da dire, epocale, sia in termini naturalmente di cittadinanza, ma anche da un punto di vista proprio estetico e infrastrutturale. Diciamo che però permane un punto. La sagra del peperone per i cittadini zero branco è il riferimento e quindi seppur nel cambiamento sia di generazioni, sia di modo di vivere, sia di sensibilità, però quello è rimasto un punto focale. Certo, il territorio ora è più orientato verso il radicchio rosso e l'asparago e quella del peperone è diventata una coltivazione secondaria, anche se il Veneto è al terzo posto in Italia per la produzione di questa bacca ampiamente utilizzata in cucina. Ma è rimasta la sagra, simbolo di festa per questo territorio. Oggi il taglio del nastro della 56esima edizione che metterà Zero Branco sotto esame per ottenere il marchio di sagra di qualità. UNPLI Nazionale ha voluto con questo riconoscimento marchio sagra di qualità portare poi a conoscenza a livello nazionale, europeo e internazionale quelle che sono le nostre manifestazioni che credo valga la pena far conoscere nel mondo intero. Per tutta la manifestazione nell'area della sagra gireranno gli ispettori dell'UNPLI che alla fine daranno, come si suol dire, i voti. Una volta ottenuta la certificazione, a che cosa serve? Allora, noi lo iscriviamo in un album che abbiamo a livello nazionale e facciamo comunicazione a livello nazionale, europeo e internazionale. È una valenza di apporto turistico e di comunicazione che altrimenti la Proloco da sola non riuscirebbe a fare. Se si fa squadra si riesce ad essere comunicativi e visibili in tutto il mondo. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Vi ricordo subito dopo il telegiornale l'appuntamento quotidiano con il nostro film. Quest'oggi andrà in onda La grande sfida di Robert Webb, classico western che racconta la storia di uno sceriffo. Grazie dunque per l'attenzione, vi lascio al meteo, arrivederci, buon pomeriggio. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Anticiclone sconfitto, arriva una perturbazione capace di spazzare via il grande caldo e allo stesso tempo portare forti temporali. Primi segnali di cambiamento già domenica 27 agosto. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto tutto sommato la giornata sarà discreta, spazi di sereno anche ampi, addensamenti nuvolosi dal pomeriggio sulle zone montane, pedemontane e in generale sui settori più occidentali della regione con rovesci sparsi in propagazione verso sera al resto dei settori. Attenzione al rischio di fenomeni violenti con grandinate e forte vento. Temperature in calo, minime fino a 24 gradi, massime fino a 33 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. In serata e soprattutto nella notte peggiorerà con temporali diffusi, localmente di forte intensità e con possibili nubifragi. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci e temporali sparsi, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime infine sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.